Vai. A volte ritornano, nel senso più positivo del termine. Moreno ritorna a Sanremo. Sì, sono contento di essere qua in un evento comunque alle porte dell'inizio di questa edizione di Sanremo, un sacco di bella gente, calore, per me è molto importante anche perché essendo ligure è importante sempre vedere la reazione delle persone, anche perché come ho detto quest'anno non sono in gara e faccio anche io il tifo come spettatore per il migliore che vincerà questo festival tra i giovani e i big. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di vederti sul palco, tra l'altro hai sorpreso moltissimo, con Oggi ti parlo così, tra l'altro tra gli autori c'era il grande Roberto Casalino, ma anche e soprattutto con la cover, abbiamo avuto modo di vedere un Moreno diverso, tra l'altro ottimo piazzamento in classifica. Sì, sono molto felice a dire la verità del mio festival di Sanremo, me lo porto come un bellissimo ricordo e un'esperienza di vita che mi ha formato comunque in un palco così prestigioso, il look che mi hanno dato, l'impegno che ci ho messo sia nella cover che è stato un impegno anche per me vocale andare a richiamare un pezzo di Adriano Celentano con un rifacimento comunque un pochino più sulle mie corde e Oggi ti parlo così, un brano dove ho lavorato con Roberto Casalino, diciamo un autore che è una garanzia, dove ha lavorato con tantissimi artisti, tra alcuni che ci sono anche presenti in questo festival. Un saluto a Roberto e grazie per le tue belle parole. Michael, ritorno al Festival di Sanremo per uno straniero, un Festival di Sanremo in qualche modo straniero ma italiano. Questo senz'altro, sono molto orgoglioso dei diciamo, miei origini siciliani, quindi devo dire, anche se sono nato a Sydney, Australia, non sono biondo con gli occhi azzurri, faccio un po' di surf, però non proprio tipico australiano, proprio sangue bollente dalla Sicilia. Beh, comunque quello che è il sound italiano lo hai acquisito alla grande anche con quello che è il respiro internazionale, perché il singolo diciamo che ci ha sorpreso immediatamente quando hai avuto modo di presentarlo già a Villormon nella serata di scelta. Oh, guarda, mi ha fatto tanto piacere sentire questa cosa perché sì, porto sempre mia anima in quello che scrivo e poi soprattutto sul palco, quindi io veramente non vedo l'ora per questa esibizione che farò questa settimana. Mauro Curuzzi, Festival di Sanremo, beh, quest'anno ti vedo molto più rilassato perché lo scorso anno con la gara eri un po' in tensione, Guarda, è una tensione totalmente diversa, grazie a Dio si fanno esperienze differenti nella vita, per cui ho ripreso a fare il mio vecchio mestiere. L'anno scorso c'è stato un meraviglioso incidente di percorso, ma tale era e tale rimarrà, nel senso che grazie a una mia amica, spero sia ancora tale, ci sentiamo, ci vediamo, ma il mio mestiere è un altro, quindi adesso mi preparo a fare un'altra esperienza televisiva importante. da giravolta, che ballando con le stelle, infatti devo raggiungere il mio maestro perché vuole farmi ballare anche stasera, io farei ballare le mandibole perché queste ballano poco, però... E che ti devo dire, noi siamo amanti del cibo. Io ho perso 40 kg da settembre adesso e l'ho fatto con pochissima fatica, con un po' di movimento e un filino di forza di volontà. Quanta forza di volontà da 1 a 10? Filino, basta. Se prima ci mettevi tutto con l'impegno a magnà, come farai te, metticene altrettanto a correre un po' di più, a magnà un po' di meno. E ce la faremo poi a cantare lo stesso? Anzi, io adesso ho una voce molto più chiara e l'intonazione è più precisa. Cacchio, l'avessi fatto un anno fa. Beh, comunque lo scorso anno non si può dire che è andata male, anzi tutt'altro. Poi avete portato l'eleganza sul palco dell'Ariston. Soprattutto una canzone difficile, viste le tematiche di questi giorni, unioni civili e tutto il resto, con un anno di anticipo su una discussione che era ed è in corso da tempo nel nostro paese. Poi ciascuno faccia ciò che vuole, noi ci abbiamo provato. Mauro, grazie mille e buon festival. Buon lavoro. Ciao. Max Giusti, Festival di Sanremo, beh, dopo Festival quest'anno ritorna dopo 8 anni, ma ritorna alla grande. Speriamo, vediamo la puntata, poi diremo. Beh, comunque gli ingredienti ci sono tutti, Max Giusti, la Jalapas, Nicola Savino, diciamo che il meccanismo è più che oliato. Beh, insomma, noi cerchiamo sempre di, come posso dire, di graffiare. Vediamo quanto ci sarà consentito di graffiare. Ma il tuo ruolo immagino che sia sempre quello del dissacratore e allo stesso tempo quello che in qualche modo farà l'intenditore di musica. Ma sì, il dissacratore senza dubbio, no? Cioè, qui c'è già tanta liturgia, togliamone un po', insomma, per fortuna siamo dopo il festival. Qualche personaggio ce lo puoi già anticipare? No, niente. Assolutamente niente. Vedrete domani sera. Buon dopo festival e grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Un saluto a tutti gli amici di Studio 90 Italia, da Moreno un abbraccione, ciao! A tutti gli ascoltatori di Studio 90 Italia, sono Michael Leonardi con il brano Rinascerai, spero che vi piace, siamo qui a Sanremo 2016, tanti saluti.